Bella, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi, andiamo da 2 vittorie consecutive, bene, 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 così cerchiamo di continuare su questa strada per arrivare alla Divisione 3. Detto ciò, vediamo chi ci tocca in questa puntata, chi sarà il nostro avversario e come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Nel frattempo vediamo chi ci capiterà in questa fantastica o fanastica o fantomatica puntata e vediamo che cosa succede. Avversario trovato e sarà Paris Saint-Germain Napoli. Bene, bene, bene. Paris Saint-Germain Napoli. Andiamo avanti, andiamo a vedere i nostri ragazzi come stanno. Tutti bene, a quanto pare. Osimhen non fire, ci farebbe piacere se tornasse a segnare. Va bene, hanno 5 portieri praticamente, a quanto pare. Giocano con 5 portieri, con 3 attaccanti e 3 centrocampisti in mezzo. Vediamo se abbiamo un po' di spazio sulle fasce in mezzo al campo. Si parte subito al Saitama Stadium. Paris Saint-Germain Napoli. Mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Si parte, provano a partire subito forte loro, attenzione. Zielinski prova ad andare in chiusura su Salah, smista per Neymar, gran giocata del Paris Saint-Germain qui, la mettono dentro. Partono subito con Van Basten. Partenza sprint al Paris Saint-Germain, io non capisco perché mi devo vedere tutto, santissima esultanza. Detto ciò, 1-0 Paris con Van Basten, Lobotka, palla per Di Lorenzo, allunga per Politano, scende Politano, se ne va in dribbling Matteo Politano, subito dentro, la palla recuperata dal difensore, prova ad andare a chiudere Di Lorenzo, ci riesce Di Lorenzo, errore, Anghissà non riesce a recuperare palla, Zielinski prova ad andare in chiusura, Di Lorenzo, Zielinski appoggia per Anghissà, prova a scendere Anghissà, scende Anghissà, prova ad andarla a Zielinski, dribbling di Zielo. Stiamo giocando maluccio fino ad ora, palla dentro per Neymar, Nathan riesce ad allargare, invece no per Kvaratskhelia. Attenzione Salah, dentro per Neymar, va a chiudere Lobotka, c'è Neymar, palla dentro, mamma mia, attacca ancora il Paris. Forse avrebbe potuto calciare meglio Fabio. Attacca ancora il Paris. Almeno la porta la devi prendere. Meret prova a rilanciare lungo Alex Meret verso Victor Osimhen che appoggia per Anghissà, niente da fare, Anghissà si fa scippare questa palla, Lobotka pure da Van Basten, incredibile. Poi Di Lorenzo prova ad allargare per Anghissà che allunga per Politano che prova a dribblare, non ci riesce. Abbiamo iniziato veramente malissimo, ragazzi. Attenzione, palla dentro, Lobotka fuori per Zielinski, Anghissà, palla per Politano, dribbling di Politano, se ne va Politano, vede dentro Victor Osimhen, gran palla di Politano per Victor, rientra Victor che tira sul difensore purtroppo. Lobotka prova a ripartire Van Basten con Salah, in chiusura Lobo, che poi appoggia Meret che prova a spazzare verso Victor Osimhen, che proverà a spizzare per Politano, ci riesce, Politano la mette giù e va subito dentro, la palla non passa ovviamente, ragazzi, purtroppo. Palla dentro, Di Lorenzo recupera palla per Anghissà che poi la dà a Matteo Politano dentro, gran palla di Zambo Anghissà, scende Politano va da Osimhen che torna a segnare, Victor Osimhen 1-1. Sesto gol stagionale, si era fermato da qualche partita. Victor la mette dentro. Oh Salvio, grazie Sa, ma tanto faccio l'ultima e stacco. Attenzione, prova a partire subito il Paris di nuovo. Mario Rui poggia Meret, rilancio lungo di Alex Meret con Osimhen che prova ad appoggiare per Zielinski, per Mario Rui, dentro per Kvaratskhelia, attenzione Kvaratskhelia, un po' sfortunati qui, fallo laterale per noi. Mario Rui, attenzione Rui, palla per Nathan, dentro per Rui, errore di Nathan, palla ancora nostra per fortuna. Mario Rui, attenzione ancora Rui,
Ancora verso Nathan, che questa volta prova a buttarla lunga, niente da fare. Van Basten, Nathan, che adesso va da Meret per evitare problemi. Meret se la lunga un po' e poi rilancia verso Victor Osimhen, che prova ad appoggiare per Zielinski. Zielo non riesce a mettere palla a terra, niente da fare. Mario Rui torna, Mario Rui, c'è Nathan, c'è Rui, c'è Zielinski, soprattutto c'è Pietro Zielinski che recupera palla e va da Kvaratskhelia che prova ad alzarla verso Politano, niente da fare, attenzione. Van Dijk, no, chi è Marquinhos, non lo so, comunque salva il poi Saint Germain. E qui Di Lorenzo a recuperare palla, errore di Di Lorenzo con Neymar che prova ad andarsene. Di Lorenzo recupera, grandissimo Anghissà, ma perché sti fatti? Lobotka e poi Zielinski, palla per Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui che sta arrivando Rui. Rui, dribbling di Rui, dentro per Zielinski che prova ad andare da Kvara, la ridà Zielinski che spara! Pietro Zielinski, 2-1, passiamo noi. Un'azione un po' strana onestamente ragazzi, ma intanto la ribaltiamo. Anghissà, palla per Osimhen dentro per Politano, niente da fare, attenzione Zielinski prova il dribbling col break, niente da fare. Danilo, arriva Anghissà, prova a ripartire il Paris Saint Germain con Van Basten, fallo su Van Basten, era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo su Van Basten. Si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Calcio di punizione dalla distanza degli specialisti. Vediamo che tipo di soluzione sceglie, potenza o precisione. Va Neymar, mamma mia Meret, mamma mia Meret, miracolo di Meret ragazzi, totale miracolo di Meret. Fanno subito una sostituzione per provare a cambiare le carte in tavola. Adesso De Bruyne batte corto, attenzione, cross in mezzo di De Bruyne, Meret su Haaland, poi Meret va lungo da Osimhen che appoggia dietro da Anghissà che fa correre adesso Matteo Politano. Politano va dentro subito da Victor Osimhen, attenzione Osimhen recupera questa palla, Victor, la parata Zielinski per il 3-1, Pietro Zielinski, doppietta per lui. Bandona? Al 38esimo? Al 38esimo ragazzi il nostro avversario si fa un attimo la cartella e ci abbandona, non so perché onestamente, veramente non so perché. Detto ciò, ci becchiamo la terza vittoria di fila, stiamo mettendo momentaneamente in discesa questa divisione 4, bene così e ci vediamo alla prossima puntata.